Oltre 69 kg di marijuana, 5 di hashish, 228 grammi di cocaina, 72 di metanfetamina e oltre 90 kg di sostanze liquide con i principi attivi della cannabis. La Guardia di Finanza di Venezia ha arrestato un cinquantenne che nascondeva la droga in alcuni garage nella periferia di Padova. È un'attività di indagine che parte da una precedente investigazione che erano state condotte un mese fa, quando fu sequestrata una piantagione in Vigonza, provincia di Padova, e aveva già consentito di arrestare un soggetto responsabile della coltivazione. Successivamente le attività di indagine hanno consentito di rilevare questo soggetto collegato e la Procura della Repubblica di Padova ha disposto delle perquisizioni che sono state svolte dalla sezione GOA del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Venezia unitamente al gruppo di Tessera, nell'abitazione e nelle pertinenze di questo soggetto. L'ispezione dei 2 box auto ha permesso alle Fiamme Gialle di rinvenire, stipato in diversi borsoni e scatole, lo stupefacente sequestrato, oltre a cocaina e metanfetamina nascoste nel bauletto di una motocicletta, anche questa posta sotto sequestro. Per le modalità in cui era già stata confezionata e soprattutto per l'ingente quantitativo, perché parliamo di quasi 1 milione di euro di stupefacenti, erano ovviamente poi oggetto di successiva distribuzione nell'arco del territorio veneto. Le attività comunque non si fermeranno al rinvenimento dello stupefacente, perché sono in corso attività di ricostruzione dei profili economico-patrimoniali dei soggetti al fine di poter sottoporre ad eventuale confisca i proventi illeciti e beni che saranno eventualmente ricondotti ai soggetti investigati.